Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un Sorriso in Più Onlus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei raccontarvi di un gruppo scultoreo che si chiama Laocoonte, conservato nei musei vaticani. Ma che cosa ci racconta questo gruppo scultoreo? Questo gruppo scultoreo rappresenta un momento specifico descritto da Virgilio nell'Eneide della guerra di Troia. Questo perché noi sappiamo che la guerra di Troia è durata per oltre 10 anni e ha visto contrapposti da un lato i greci, dall'altro lato i troiani, perché una principessa era stata rapita da un principe troiano, ossia Elena era stata rapita da Paride e portata a Troia. Ecco che questa principessa Elena era in realtà già sposa di un re greco e per questo tutti i greci hanno iniziato questa guerra che non si è risolta a breve ma è durata oltre 10 anni nei confronti della città di Troia. Dopo 10 anni, il famoso episodio del cavallo ha portato all'espugnazione della città di Troia ed è proprio in questo momento che l'episodio descritto dal gruppo marmoreo del Laocoonte si inserisce. Questo perché i greci hanno fatto finta di essersene andati, di essere tornati in patria e hanno lasciato questo enorme cavallo di legno e nella pancia del cavallo c'erano dei soldati greci. Ecco che i troiani, vedendo che i greci se ne sono andati, escono sulla spiaggia, vedono questo immenso cavallo e uno di questi troiani, Laocoonte, che era un sacerdote, aveva circa 60 anni, secondo Virgilio, dice che in realtà quello era un marchingegno che avrebbe portato sventura ai troiani di non accoglierlo nella città perché ne sarebbe uscita distrutta. Prende una lancia, la scaglia nei confronti del cavallo, la lancia si conficca senza però produrre ulteriori suoni. Ecco allora che i troiani trovano anche un greco lasciato lì sulla spiaggia che si professa un rifugiato politico, potremmo dire così, dice che gli altri greci l'hanno abbandonato perché lo accusavano di portare sventura e che quel cavallo in realtà era un dono fatto alla città di Troia perché i greci stessi potessero tornare agevolmente con le proprie navi in patria. Ecco che quindi abbiamo due versioni contrastanti, quella del greco che si finge un prigioniero, una persona lasciata sulla spiaggia e dice che il cavallo deve essere inserito dentro nella città e non c'è alcun problema, e quella di Laocoonte, sacerdote troiano, che dice assolutamente no, questo cavallo deve rimanere fuori dalla città di Troia. Ecco che in questo momento succede una cosa particolare, ossia due serpenti escono dal mare, i serpenti sotto l'influsso di Atena, una dea greca, e Poseidone, e avvolgono il sacerdote troiano Laocoonte insieme ai figli, lo prendono e lo portano dentro nel mare. Nel mare sparisce Laocoonte insieme ai figli. E questo momento viene rappresentato dal gruppo scultoreo conservato nei musei vaticani, che è talmente bello che ancora oggi si discute sull'effettiva datazione. Ci sono degli esperti che dicono che è di epoca greca, degli esperti che dicono che in realtà sono stati i romani a farla, alcuni dicono è talmente bella, talmente voluta che in realtà è una statua di natura di epoca rinascimentale. Questo è dubbio, però noi possiamo vedere proprio questa scena, questi due serpenti che avvolgono i due figli di Laocoonte, uno più piccolo e uno più grande, anche se quello più grande secondo Virgilio aveva già 10 anni, però ha già un fisico abbastanza possente, e dall'altro lato abbiamo Laocoonte che nonostante, secondo il mito, avesse 60 anni, in questa scena viene raffigurato con sicuramente la barba e i baffi, mentre cerca di liberarsi da questi serpenti, conferendo una tensione drammatica, ma sicuramente ha un fisico ben allenato. E questo momento è quello che lo scultore ha deciso di rappresentare ed è sicuramente un momento triste per la città di Troia, ma che Virgilio ci racconta perché sarà funzionale alla fuga di Enea
Enea che fonderà la città di Roma, quindi è un sacrificio, potremmo dirlo così, necessario per la creazione di Roma, secondo il mito. Però questo non implica che non ci sia del dramma e non implica il venire meno di questa statua della bellezza che noi possiamo cogliere. Spero che questo piccolo racconto vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.